a superare questa formazione, ma come è successo anche nell'andata, i derby sono bellissimi e soprattutto il derby delle Nevi è unico. Grazie Ivo, hai perfettamente inquadrato la partita. È un Braganza che l'ultima sconfitta è stata 2 mesi fa col Viareggio 7-2, dopodiché lunga rincorsa del bomber di Martinez che è arrivato in testa alla classifica con 26 reti. Direi che gli ex di turno da una parte qui a Valdagno sono Marco Pagliaressa e Tonci De Oro, dall'altra parte c'è Mattia Cocco, quindi ci sono anche la differenza di ex. 2-1 Valdagno per il momento sugli ex, va bene. E andiamo immediatamente a vedere le formazioni in campo e poi andremo in diretta. Un particolare saluto a tutti i telespettatori di Canal VIP che ci seguono in diretta stasera eccezionalmente dalla Colombia. Un abrazo de Valdagno por todos los hermanitos de Colombia che nos siguen en directo esta tarde de Valdagno. Cominciamo con le formazioni Braganze con il numero 10 il portiere Bruno Sgarria, il 29 il Capitan Mattia Cocco, il 53 Stefano Dal Santo, il 9 Samuele Muglia, il 14 il catalano Eloy Michans, il 21 è Girard Texido, il numero 3 Andrea Dalla Valle, il 27 Lucas Martinez, il 4 è Guido Sgaria, il numero 23 l'altro portiere Fabio Maviglia, allenatore, attenzione perché la dico giusta, Diego Mir, che tanto mi chiami sempre Bruno, va bene, non la dico più. Ok, Valdagno dall'altra parte con Guillem Traballa, il numero 10, il 2 Samuel Amato, il 9 Alessandro Refosco R, Marc Pagliaressa, il 4 il vice capitano, il 6 è Dario Jimenez, il 7 Gaston Tonci De Oro, l'8 il capitano Massimo Tatarani, l'11 Pippo Zamboni, il 22 André Centeno, il 26 l'altro portiere Andrea Bigarella, l'allenatore il signor Franco Vanzo. Vediamo adesso in due videomi come parte Braganza, Ivo. Allora il Braganza parte con il suo starting five ideale, con ovviamente il portiere Bruno Sgaria, quindi con i 3 stranieri, quindi Texido, Jimenez, Michans e Capitan Cocco. Questo ovviamente è il miglior quintetto disponibile per Diego Mir. Attenzione intanto a Michans, si fa strada, palla che poi riesce a carambolare per un attimo, Texido chiude tutto, invece l'ottimo portiere Trabal. Mentre per quanto riguarda lo starting five del Valdagno, Domenico, anche Valdagno parte un po' coperto dietro. Allora Guillem Trabal in porta con il numero 10 Tonci De Oro e André Centeno, quindi Vanzo punta sul top, sulla massima velocità. Marc Pagliares, poi Jimenez in possesso palla. In buona sostanza c'è un difensore solo di mezzo ruolo che è André Centeno, primo anno per lui, gran stagione finora in quel di Valdagno per il portoghese con passaporto angolano. Ha giocato veramente, è stato autore di tutta una serie di partite eccezionali con la soluzione in zona Cesarini con i suoi gol. Valdagno è lì anche per quello. Adesso c'è, attenzione, vediamo un po', rigore, è andato giù Centeno. Probabilmente Bruno Sgaria in uscita per anticiparlo. C'è subito rigore fischiato dal viareggino Luca Molli. Onestamente non ho visto l'azione, ho visto Centeno semplicemente andare verso il centro dell'area. Andiamo a vedere il rigore, Centeno contro Sgaria, tutto pronto, l'arbitro fa tirare, Sgaria riesce a parare, Centeno si fa parare il rigore, poi in recupero Martinez. Gran riflesso qui di Bruno Sgaria, una delle certezze del Braganza, uno dei migliori portieri nazionali italiani direi in questo momento, Ivo. Assolutamente è un giocatore che... Marozzi, poi c'è lui, insomma. È un giocatore che è assolutamente cresciuto nelle file del Braganza e ha dimostrato fin da giovanissimo di che pasta è fatto. Si è preso anche delle responsabilità in Eurolega, in Coppa Cers e adesso è sicuramente un giocatore maturo. E anche lì, anche Sgaria è un'altra delle certezze della scuola braganzese per quello che riguarda i portieri. Non per niente c'è anche un certo Ricchignata lì che viene da quelle parti. Tanto Valdagno che, lo dicevamo prima, con gli addetti ai lavori deve cercare, altra botta di Pagliares, gli risponde con la sua visiera Bauer 2 Bruno Sgaria. Fallo di squadra fischiato al Valdagno, dicevo un Valdagno, Ivo, che deve riuscire a giocare di squadra. Avanzo ha scelto di partire alla massima velocità possibile con i 2 motorini dentro.
qui scherzosamente il Tonci è più il Vespino truccato, quindi è più manovriero, mentre Sant'Ena è velocità pura. Il Valdagno sicuramente con un piglio maggiore in questi primi minuti, si è già fatto vedere delle parti di Sgaria con anche rigori in ben 2 occasioni pericolose, dall'altra parte invece ci sono degli errori ed è già il secondo questo di Micias. Attenzione perché gli è scappato il palo interno del Tonci Sotto la traversa Tonci De Oro, numero fa tutto lui. E ancora, come dicevo prima, è proprio qualche errore di troppo da parte breganzese. Sono partiti molto contratti, ma attenzione, Teixido prova Teixido e riesce a tenere lì palla sul portatore di palla, su Mattia Cocco in questo caso, riesce a avere da meglio Tonci De Oro. I due hanno giocato anche assieme un metodo che sicuramente è più da allenatori spagnoli, quello della pressione sul portatore di palla. Sì, è un Valdagno che sta pressando stranamente parecchio alto sul portatore di palla, con qualche idea nuova sul parquet. Tanto qui c'è Dario Jimenez, tra l'altro il miglior gol della stagione, scusa, della passata giornata, della giornata numero 16, della 15ª, scusami, proprio qui su questa porta, gol sotto le gambe, bel numero. Fantastico. C'è Payares impressione sul portatore di palla. Scadono i 5 secondi. Fanno scattare i 5 secondi, un Valdagno molto aggressivo sul portatore di palla. Braganza che deve un po' tirare delle redini per capire come contrastare questa indubbiamente manovra che non aveva previsto del Valdagno. Abbiamo già visto un paio di errori, di cui uno è costato anche parecchio caro, e quindi Braganza che deve sicuramente fare un po' la quadra del cerchio. È difficile per Braganza cominciare subito. Guarda lì però come si è liberato Martinez, poi va giù, tutto regolare per Moresco, palla che rimane nelle stecche del Valdagno. Marc Payares, uno dei 2 ex di turno in campo, sono tutti e 3 in campo veramente in questo momento, da una parte e dall'altra. Intanto sono trascorsi i primi 5 minuti, sempre 0-0 qui al Palladido di Valdagno, 17ª giornata del massimo campionato di Serie 1, Braganza-Valdagno. Attenzione al tiro che poi viene respinto centrale proprio da Bruno Sgaria, anche qui però che pericolo. Non riesce ad angolarlo come vorrebbe dall'altra parte. Comunque subito Martinez a rischiare il set di Guillem Trabal. Gioca retroporta, vede, è un po' più in attesa Braganza sulla sua 3/4, anche perché sta spendendo tantissimo Valdagno in questi primi minuti. Attenzione, riesce a girarsi in un fazzoletto il maghetto qui di Mendoza. Questo invece è l'argentino di San Juan, il numero 7, Tonci De Oro. Sempre grande seguito da San Juan per il Tonci. Indubbiamente il gioco dell'hockey pista è un gioco di fantasia, e chi meglio dei sudamericani. Attenzione perché il Tonci infatti parte subito, però viene chiuso abbastanza velocemente. Intanto entra anche Stefano Del Santo dopo appena 6 minuti a sostituire proprio Micias, e questo conferma il fatto che Micias non sia ancora assolutissimamente in forma. Samir lo richiama in panchina, sicuramente è per questioni di gestione della squadra, perché evidentemente se lo vuole tenere per situazioni diverse. In questo momento è un po' cristallizzato il gioco, vediamo un po' come riuscirà a inventarsi qualcosa questo numero 6, vediamo un po'. Time out Braganza, vuole vederci subito chiaro Bruno Mir, dicevamo Ivo Bruno. Scusa Diego, scusa niente, cioè, Diego Mir. secondo me si chiama Bruno, vabbè. Niente, si chiama Diego invece, ma prima ci siamo chiariti prima comunque, visto, perché non posso fare queste figure ogni volta. Comunque i primi 7 minuti indubbiamente con un Valdagno in pressione sul Braganza. Ha avuto anche l'occasione di andare in vantaggio. Stranamente Tatarani non in pista nei primi minuti. No, ma è una scelta secondo me, appunto come ne parlavamo all'inizio, Vanza ha optato per la massima velocità per adesso, ma Massimo entra in questo momento, quindi andrà a fare la sua classica posizione centroboa per le sue
giravolte spaziali, lì vediamo un po', perché con Bruno Sgaria bisogna essere parecchio veloci, perché ha tanto riflesso il portierino terribile qui della formazione rossonera. Dall'altra parte invece abbiamo visto l'inserimento di Stefano Del Santo, potrebbe essere che Diego Mir voglia in qualche maniera tentare anche la conclusione dalla distanza. Sappiamo che Del Santo è chiamato anche amichevolmente il bomba per i suoi tiri dalla distanza, ricorda tanto Motaran, Davide. Anche perché dopo il tiro c'è sempre una ribattuta del portiere, se c'è l'uomo lì davanti tutto diventa assolutamente più pericoloso. Adesso è da quello che si vede, un Breganze un po' più aggressivo sul portatore di palla. Lo lascia stare lì retroporta Capitan Coco. Si sono parlati a lungo nel pre-partita i due. Militanza assieme nel Valdagno. Marco Pagliares intanto. Lui Catalano cerca pallina, attenzione, vicino al palo sinistro. Palla che sembrava innocua, Pagliares a recuperare palla. Attenzione Del Santo per Capitan Coco, preferisce però aspettare rinforzi, infatti ricomincia tutto da Martinez, questa volta ultimo uomo. Non so con chi gioca come ultimo Mir, normalmente Teixeira o Capitan Coco, che adesso è invece il centro. Boa davanti, tocca col corpo, palla che torna nelle stecche bianco-azzurre. Valdagno nella classica divisa a strisce verticali bianche e azzurre, mentre rossoneri la formazione di Breganze. Rasoiata bassa, non trova lo specchio della porta Jimenez. Adesso riprova Del Santo a far rilanciare i suoi davanti Martinez, quindi Capitan Coco dietro porta, prova a dialogare assieme a Teixeira, centro della pista adesso, ma difesa molto alta del Valdagno, difficile trovare spazi, difficile trovare Pertugi. Si prova adesso ancora Teixeira dietro porta di Traballe, costretto comunque a andare lungo balaustra da Mattia Coco prova ad accentrarsi ma attaccato subito da Pagliares, si libera molto bene però Martinez, all'ultimo però Sentino bravissimo a togliergli palla. Palla che sfiora il palo sinistro, momento di pausa qui subito dall'altra parte. Gerard Teixeira ha due formazioni che hanno deciso di partire al 100%, qui nessun risparmio da nessuna parte. Buona la difesa valdagnese, altrettanto buono il rientro di Breganze, rientra subito. 15 minuti e 50 secondi alla fine, sempre 0-0 qui al Pallalido di Valdagno tra Valdagno e Breganze. Situazione falli 2-2, partita finora correttissima. Ci prova il Tata, centro area, scusate. Scivola Jimenez, duello fisico lì, riparte Coco. Ancora Teixeira, prova un taglio dentro Martinez, poi lo porta esterno Centeno. Non si fidano quasi mai i giocatori del Breganze a cercare la forzatura attenzione perché adesso pallina persa da Stefano Del Santo, all'ultimo proprio Coco riesce a salvare, ma che occasione. Parte come un siluro da dietro lì Jimenez, coglie un po', si butta in mezzo a due, conquista palla. C'è un warning di Luca Molli a Dario Jimenez. Lì bisognava decidere se provare a tirarla o metterla dall'altra parte. Intanto ne approfittiamo anche per ricordare i due arbitri al tavolo, due trissinesi doc, Carlo Corponi e Valerio Nicoletti. E a proposito di Trissino, ricordiamo la Coppa Italia che si giocherà a inizio marzo e proprio quarto di finale Valdagno-Breganze. Derby della Nevi in trasferta in quel di Trissino. Tra l'altro Derby della Nevi che l'ha mancata di poco perché ha nevicato ieri, nevicherà domani probabilmente e oggi se no poteva mettere in difficoltà i tifosi e ospiti. Ne approfitto per salutarne uno in particolare, tale Stefani Silvano, che è uno dei più noti e conosciuti tifosi breganzesi della prima ora, deve seguirci da casa, mi ha scritto prima un ex collega
di lavoro. Ciao Silvano, spero che le immagini vi arrivino bene da questa diretta web dal Palalido di Valdagno. Palla alta, anzi palla a 2, come indicano le dita a V di Luca Molli. Dunque in campo anche Muglia, vedo. Michels intanto rientra nello starting 5, quindi è entrato anche Muglia, quindi fa ruotare i suoi Diego Mir. Bisogna dire una cosa, che Diego Mir fa ruotare anche tutti i giovani, ha fatto giocare sicuramente uno come Guido Sgaria, il fratello di Bruno, è sicuramente uno dei giovani più interessanti di questa Serie 1, ma anche Dalla Valle, sicuramente sono giocatori giovani che Mir ha il coraggio di schierare in pista per dare fiato ai suoi. E tra l'altro quando ti ho sostituito a Braganza, Dalla Valle ha fatto un partitone, va bene che si giocava contro Sandrigo, quindi forse negli ultimi minuti era anche un po' più semplice, ma sicuramente un elemento di sicuro interesse anche in prospettiva per la formazione del presidente Antonello Turle. Ancora Valdagno a manovrare con Dario Jimenez che cerca retroporta, lì fa fuori Martinez, poi riesce anche a cacciare una palla in direzione di Sgaria che lo chiude un metro fuori. Eloy Michels intenta di partire. Michels dietro per Martinez, sempre come playmaker che parte dalle retrovie, ha deciso così Diego Mir. In avanti Muglia, quest'anno ottima la stagione dell'ex Viareggino in quel di Breganze, ben 11 le reti fino ad oggi fatte proprio dal giovane giocatore che si sta facendo valere anche qui. Intanto Michels prova dalla distanza, nessun problema per Trabal, viene recuperata però la pallina dai rossoneri con Del Santo dietro porta, adesso con Muglia, non c'è nessuno però che si propone, prova da solo e manca la palla Del Santo nella ribattuta. La botta di Tatarani dall'altra parte che va piuttosto basso, ancora il Tata scatenato, la bomba non va, mamma mia, qui sta affilata di pochissimo, un po'. Lì aveva perso un po' la marcatura Michels, perché intanto è andato a riprendersi una pallina che sembrava persa. Numero stecca dietro qui di Jimenez. Intanto siamo arrivati alla metà del primo tempo, è già andato un alza e schiaccio bellissimo di Jimenez, altrettanto bella anche la ribattuta. Sì, c'è da mettere in conto una visiera da cambiare lì, perché sarà la terza pallina che stoppa con la visiera il buon Bruno Sgaria. Risultato che non si schiola qui al Palalido, sempre metà primo tempo, 0-0. Ma bella partita, intanto Braganza a ripartire, Eloy Michels gli ruba palla a Centeno, Valdagno 3 contro 3, vediamo un po'. Tatarani, pallina che si impena ancora nelle stecche del portoghese. Prova retroporta André Centeno, cerca l'alza e schiaccia anche lui, non va. Lì sul contrasto Muglia, attenzione, 1 contro 1. Ha visto un tocco di Centeno su Muglia. Ci sarà punizione di prima e non cartellino blu, perché in effetti non c'è stato fallo tale o aggancio o quant'altro. Lo stesso Muglia che va a incaricarsi di tirare questo tiro di prima, 12 minuti 09 secondi alla fine del primo tempo. Muglia contro Trabal, tiro libero, può partire, Molli dice che può andare, però para Trabal benissimo. Sì, sicuro Trabal su questo. E cosa non fa adesso sulla ribattuta di Del Santo Trabal stasera? Guillem c'è, la posizione quella classica spagnola d'altra parte. Attenzione Jimenez, Eloy Michels è in ritardo e questo forse è anche un po' il discorso della preparazione, era un po' in ritardo su Jimenez, premesso che andare in ritardo su Jimenez questo è un attimo, però lì è andato giù secco, non ha avuto dubbi Moresco, ha postato a 1 metro. Dopo questo terzo tiro di questa
partita di questo derby delle Nevi tra Valdagno e Braganza, 11:49 da giocare, adesso Valdagno avrà la possibilità di portarsi in vantaggio, dall'altra parte però Bruno Sgaria, vedremo un attimo chi andrà sul dischetto. Domenico. Sono due bei portieroni, vediamo se andrà il Tata a giocarsi la chance di aggiungere un punto alla classifica marcatori, a portare a casa la sua pagnotta, perché se non segna come gli manchi il pane. Andiamo a vedere anche quelle che sono le altre partite di questa Serie 1 della 18ª giornata, con oltre a Valdagno Braganza, Sarzana Trissino, Monza, Forte dei Marmi, Follonica Scandiano, Viareggio Sandrigo, Vercelli Lodi, Bassano Tiene. Quindi oltre il Braganza rischia anche il fatto che se dovesse perdere oggi potrebbe esserci la risalita sia di Viareggio che di Follonica. Ecco, da sottolineare invece in queste partite Bassano Tiene, che è uno scontro diretto salvezza pazzesco, perché si gioca al Palasind e... Se ti sente l'allenatore del Bassano, Davide Piroli mi sentirà, sì, ma tanto vabbè. Attenzione, mio compagno di squadra, Tatarani contro Sgaria, vediamo un po' la parata di Bruno Sgaria, che poi addomestica e respinge la pallina. Ancora 0-0, portieri sugli scudi da una parte e dall'altra. Rientrato Tonci De Oro, c'è Samuel Amato in pista a mettere un po' di chili e centimetri, vediamo un po'. Texido al posto di Del Santo per Diego Mirri. Intanto a questo punto Mir gioca con un difensore e mezzo e prova nella seconda parte di questo primo tempo a forzare un po' i tempi. Sì, si tiene dentro Eloy Michans, nonostante un, chiamiamolo mezzo errore, ma è una forzatura che è stata fatta proprio da Jimenez in area, non è che aveva molte alternative lì Michans per fermarlo. Vediamo un po'. Anche Mir punta adesso su velocità. Bello l'assist sotto gamba, poi riparte Valdagno, Pajares Tatarani. Scuola materana qui, attenzione. Era buona l'idea per il Tonci a centro area, subito Martinez largo, cerca la botta, la trova anche, trova il gambale di Guillem Traballa. Ancora Tonci De Oro, capisce tutto Muglia, bravo qui Muglia, stasera senza la sua classica fascetta. Un pezzo, anzi da quando non ha più le fascette ha iniziato a segnare. Era una delle sue caratteristiche quando giocava nell'SPV, attenzione. Guillem Traballa si ferma lì. Fallo di squadra, quarto fallo Valdagno. Riesce ad andare a procurarsi un buon fallo tattico. Situazione falli 4-3, 10:37 da giocare qui al Palalido, sempre 0-0 tra Hockey Valdagno 1938 e Hockey Braganza in questo derby delle Nevi che vale il terzo posto in classifica. Ancora Marche Pajares largo per Tatarani, ancora Samuel Amato. Tonci De Oro, Valdagno che gira un po' a tre, deve stanare un po' lì la marcatura. Tentativo di Amato, anche lui con la botta stile Dal Santo. Rientra Capitan Cocco intanto nel Braganza, va Eloy Michans indietro per Gerard Texido. Molto più alta adesso la difesa del Braganza quando deve difendere gli attacchi del Valdagno. Attenzione intanto al tentativo di deviazione proprio dell'ex. Grande idea lì di Texido per Muglia. Attenzione al Tata, prova, non va. Ci ha provato a incunearsi lì il Tata. Ancora Marche Pajares. Fischiato un fallo di squadra, l'azione era già ripartita, sembrava tutto regolare. Non è così per la coppia arbitrale Molli e
Luca Molli e Paolo Moresco. Ci prova la botta di Michels, non va Pajares a ragionare. Ritmi che sono un po' calati. Ivo, sei d'accordo con me questi ultimi 5 minuti, squadre che ragionano un po' di più, perché non si può giocare sempre a 100 all'ora. Avevano provato entrambi a sorprendersi da una parte e dall'altra, non ci sono riusciti. Ben 3 sono stati anche le punizioni, i tiri diretti o rigori, e una volta che non si è sbloccato il punteggio adesso creano più di una manovra, fanno più una manovra ragionata. I giocatori sono un ritmo molto più basso rispetto a quello dei primi minuti, ovviamente, anche perché mancano 8 minuti e 50. Michels che può rimanere in campo con questi ritmi, mentre prima aveva sicuramente qualche difficoltà. Amato, bel duello lì di chili e centimetri tra Samuele Amato e l'altro Samuele Mamuglia. Il Tata su Mattia Cocco a deviare, riparte il Tonci, Pajares a portare fuori Texido. Qui è bravo ancora, gran palla dentro del capitano. Buon contropiede, anche buona l'idea. Ma deve fermarsi Tonci De Oro, chiude tutto. Muglia e Texido rientrano in 2 su di lui. Ancora Amato gioca giro 3 con i suoi, giro 3 un po' strano, si alza un po' la difesa del Breganze. Ancora Tonci, prova in velocità, sceglie uno stop difficile, pallina che non si alza, resta addomesticata da Bruno Sgaria. Ancora Tatarani dall'altra parte, prova il Tata. E niente, si ragiona un po' di più, pallina che gira adesso, bisogna ragionare perché Breganze attende più pazientemente lì, prova il volo, la conclusione è bassa. Entrambe le formazioni con ritmi veramente molto bassi adesso, a 7 minuti e 17 alla fine del primo tempo, qui sempre sullo 0-0 al Palladido di Valdagno, 17esima giornata del massimo campionato di Serie 1 Valdagno Breganze, e con una formazione sia del Breganze sia del Valdagno che mentre nei primi minuti sembravano volersi scoprire e giocarsela a viso aperto, adesso sembrano proprio l'esatto opposto. Ma hanno speso molto entrambe finora e i cambi sono stati relativamente pochi, sia Avanzo che Mira hanno un sacco di opzioni ancora per giocarsela. Prova la botta centrale però il Tonci. Ancora Eloy Michels a ripartire, il catalano numero 14 rossonero. C'è il Tonci su Texido, gli ruba palla il Tonci per la gioia di mamma Emilia che ci segue da San Juan in diretta, costantemente collegata con noi a seguire il Toncito. Vediamo un po' il Tata. Retroporta è rientrato Andres Centeno, bravissimo qui Sgari a non commettere fallo, stecca lungo la linea blu, stoppa pallina, la finta di Amato, prova a caricare il tiro, ancora il Tata. Tatarani, pallina alta, il guantone, la zampata di Sgari a dire di no. Mattia Cocco in velocità, palla che finisce retroporta, Tatarani per Tonci De Oro. Lì è tutto chiuso, sono in 2 lì a stoppare pallina, prova il numero Mattia Cocco, non la aggancia. Forse avrei atteso fosse stato Sgari a lanciare quella pallina, comunque pallina già recuperata dai bianco-azzurri. Attenzione intanto a Tonci De Oro, Sgaria però chiude tutto lo specchio, fuori 2 metri lì Bruno Sgaria, bravissimo. Ancora fallo di squadra, attenzione, Valdagno si sta un po' caricando di falli in questo primo tempo. Sesto fallo, 6-3 la situazione falli, 6 Valdagno, 3 Breganze. Indubbiamente concentratissimo il portiere breganzese. Bruno Sgaria questa sera non ha sbagliato praticamente nulla. Bella l'uscita lì prima in deciso anticipo, aveva capito le intenzioni
l'attaccante valdagnese. Ancora Martinez, capocannoniere, ricordiamo 26 centri per lui in stagione. C'è fallo di squadra adesso fischiato a Breganze. Ancora Martinez, prova un po' sbilanciato, poi Amato col mestiere. Andres Centeno cerca il Tata centro area, capisce tutto Capitan Coco. Imprecisione da una parte e dall'altra, mi pare. Sì, sono oltre che essere scesi i ritmi, ci sono anche un po' meno idee, perché qua si accumula un po' di stanchezza. D'altra parte sono partiti veramente fortissimo entrambi. Dopo 20 minuti, quasi 21, siamo ancora sullo 0-0. Non hanno dato esito i due rigori e la punizione di prima. Ci sarà palla 2 al centro. La pallina ha toccato il soffitto come da nuovo regolamento. Entrato in vigore quest'anno. Martinez contro Jimenez. Intanto è rientrato anche il maghetto di Mendoza. Vediamo un po'. Dal Santo. Largo per ancora Martinez. Rapidissimo Martinez a girare, bella la sua pattinata. Ancora Lucas Martinez, poi va giù. È un bel contrasto con Amato. Sì. L'armadietto di Mendoza, qui il nostro Big Jim. Sette punti è come avere un pitbull sulla caviglia. 7 i falli di squadra di Valdagno, 4 invece quelli di Breganze. Partita assolutissimamente corretta, nessun cartellino blu, però questi sono stati, ecco, una curiosità in merito ai falli fatti. Breganze è la squadra che ha fatto meno falli nella Serie 1, appena 95. Valdagno con invece 129 si trova circa a metà classifica. Ancora ci prova Jimenez, retroporta, vediamo un po'. Centeno prova a caricare qualcosa lì, si inventa una conclusione sulla destra di Sgaria, va fuori in mezzo metro. Ancora Dal Santo col suo Chignon lì. Riparte Martinez, trova i gambali di Centeno. Poi gestisce bene la ripartenza Coco, bravissimo. Capitan La Coco botta di Coco! Tutto da solo. Fa tutto lui, gli risponde gambale sinistro alto per Guillem Trabal, a dire di no. Ancora Jimenez, prova retroporta Centeno, la botta non va, Tatarani si gira, non trova la palla. Era buona l'idea della girata, 2 contro 1, Michans. Non capisce Cocco cosa stava facendo Michans. Convinto che andava al tiro lì. Attenzione il Tata, si gira ancora. Preparato. Lo ferma Dal Santo. Si è improvvisamente animata la partita di nuovo. Attenzione perché anche la situazione falli, Valdagno già carico di 7, quindi dovrà gestire con estrema attenzione. Ancora il gambale di Trabal. L'aveva messa bene qui Texido. Trabal che ha un gesto di stizza nei confronti dei suoi, non so se richiamare qualche posizione. Non puoi lasciare libero al tiro in quella posizione lì l'attaccante. 3 contro 2 potenziale, vediamo un po'. C'è Centeno lì a fare da mastino su Dal Santo. Deve ripartire Breganze. Lucas Martinez. Eloy Michans, Capitan Coco. C'è Amato su di lui, pressare alto. Martinez contro Jimenez. Prova Michans, palla che non passa. Siamo qua a 1 minuto e 20 dalla fine, sempre 0-0, tanto per dare un'idea di quello che è l'equilibrio in campo. Martinez. Prova ancora Martinez. Sarà pallina alta. Time out intanto per Diego Mir.
time out è chiamato proprio a 1 minuto e 04. Se non erro è il secondo time out, quello da 30 secondi, è un time out tattico. Tanto vediamo un po' di statistiche qui. Abbiate risultati dagli altri campi, grazie Ivo, troppo bello così che... Allora a Sarzana il Trissino è avanti 2-1. A Monza, attenzione, Monza 2, Forte 1, anche qua stiamo attenti. Follonica 3, Scandiano 1. Viareggio Sandrigo 4-0. Vercelli Lodi, capolista che fatica in quel di Vercelli, 2-2. E l'altro scontro salvezza, UVP tiene 2-2 anche lì. Giornate equilibrate, qui siamo sullo 0-0, proprio come risultato più calcistico che hockeyistico dopo il primo tempo. Chissà se gli amici di Canal VIP dalla Colombia ci seguono. El primero partido que transmitimos en directo aquí del Palalido por los hermanos de la Colombia. Está muy emoción. Un grande abrazo por todos los aficionados de Hockey sobre Patio que nos siguen de este país. Pero está aquí 0-0 sin ninguna redes. Tiene Jiménez. El penalty. Ancora Jiménez. Ancora un rigore, va giù Jiménez. Adesso non per fare, ma ancora Eloy Michels, un attimino in ritardo. Adesso vediamo un po', tutto tuo, perché c'è Bruno in porta adesso. Sgaria contro Jiménez, 40 secondi alla fine del primo tempo, può cambiare le sorti della partita, dare in vantaggio non sarebbe male per Valdagno, ma dall'altra parte c'è un Bruno Sgaria, tutto pronto, Jiménez e la mette! Il maghetto di Mendoza fa la magia, palla, rigore perfetto in alto a destra, niente da fare lì per Bruno Sgaria. Da parte, se non lo tiri così a Bruno non gli segni anche se vuoi. Valdagno avanti 1-0, qua 39 secondi e 9 decimi alla fine di questo primo tempo. Il gol di Dario Jiménez. Jiménez quindi porta avanti il Valdagno, adesso Braganze dovrà reagire, adesso ovviamente 40 secondi alla fine, poi sarà tutto un secondo tempo, partita che si sblocca. Partite che, come sappiamo bene, Ivo, non finiscono mai. Adesso qui i ritmi si alzeranno sicuro, la partita la deve fare in un certo senso Braganze, perché sta ripartendo dal Santo, bomba! Mamma mia, lì Martinez. Attenzione a 17 secondi, arriva il blu. C'è blu per Massimo Tatarani. No, ce l'ha il Fantahockey. Si butta male qui. Il blu per Massimo, un fallo retroporta, lì va giù dal Santo se non ricordo male. Del Santo, sì. Vediamo un po', Gerard Texido contro Guillem Trabal. Subito quindi la possibilità per il Braganze di riportarsi in pareggio con Texido. Dall'altra parte però niente po' di meno che Guillem Trabal, mito vivente dell'hockey pista. Vediamo che l'arbitro Molli va a mettersi nel suo angolo a lato dell'area di rigore. Tutto pronto, Ivo. Controlla Molli, si può partire. Gerard Texido, prova Texido e la mette dentro. Che palla! Gerard Texido! Alza e schiaccia. Secondo me era palla alta comunque, tanto per essere un po'. Un po' di parte, un po' di parte. Ma giusto, perché giusto. Se no poi Marcello mi dice che non sono abbastanza fazioso. No, ma è giusto. Se è a casa tua dice che è alta. Secondo me era. Fosse stata a casa mia era rasoterra. Esattamente, rasoiata bassa. rasoiata bassa. Va bene, andiamo a vedere ancora gli ultimi spiccioli di questo primo tempo. Prova Jiménez. Palla che sfiora il cranio di Luca Molli e poi esce senza fare danni. Ultimi 5 secondi, in 40 secondi Ivo 2 gol, si è un po' svegliata adesso la partita. Sì, è tornata però nella situazione pre 40 secondi. Esatto.
E finisce qui. Finisce qui il primo tempo a Valdagno, il derby delle Nevi, Valdagno 1, Breganze 1 in virtù del un rigore, una punizione di prima, Valdagno con Jimenez, Breganze con Texidò. Andiamo così, ci sentiamo tra una decina di minuti, sempre in diretta, rimanete con Domenico Tomba, Ivo Peretto e l'esterna 2 di Studio7HD.com per il derby delle Nevi, a tra poco.
Bene, ben ricollegati in diretta con il Paralido di Valdagno, Domenico Tomba, Ivo Perretto per questo Derby delle Nevi numero 64. Ivo, vediamo un po', dopo il primo tempo 1-1, partita bella e equilibrata, succede tutto negli ultimi 40 secondi, vediamo un po' come riparte Braganza. Braganza riparte con Dal Santo al posto di Michens, forse a sottolineare ancora una volta il non buonissimo stato dell'attaccante spagnolo arrivato alla corte quest'anno proprio di Turle, e quindi vedremo poi quali potranno essere, o potrebbe essere anche una carta da giocarsi proprio nell'ultima metà. Bene, Valdagno che invece riparte sempre con Guillem Trabal tra i pali, Centeno e Payares dietro, davanti Dario Jimenez che è appena scaricato proprio su Centeno, e Tonci De Oro da centro boa al centro dello schieramento avversario, un po' come si usa anche in altri sport a più acquatici probabilmente. Intanto André Centeno a manovrare, buono il suo primo tempo. Marc Payares prova a scaricare nel 7, pallina che sibila sopra la traversa della porta difesa da Sgaria. Ancora André Centeno, largo per Tonci De Oro, ultimo uomo Jimenez. Attenzione, scadono, cosa è successo? Sono scaduti i 45 secondi, ripartono invece adesso, mezzo passo falso lì di Sgari a ripartire. Gerard Texido, ancora Texido, largo per Lucas Martinez, Cocco retroporta, Capitan Cocco, uno degli ex di turno. Di qua ci sono Tonci De Oro e Marc Payares. Texido che adesso dà il cambio proprio a Cocco, retroporta, trova l'esterno della rete Texido. Provato un gioco improbabile Texido, attenzione dalle altre parti, Tonci De Oro rinuncia però al tiro, preferisce ricominciare da dietro. Prova a girarsi ancora Jimenez, questa volta l'arbitro fa cenno di alzarsi, ma un funambolo questo giocatore. Attenzione perché vediamo se se ne accorge Molli, questo è il secondo warning, sarà un cartellino blu, brutto inizio di secondo tempo per Valdagno. Jimenez ha finito a terra in area, però non mi pare avesse né reclamato né altro sul fatto di cercare un rigore. E quindi subito a 22:57 dalla fine del secondo tempo Gerard Texido ci riprova dopo la segnatura nel primo tempo, il 24esimo, subito dopo la rete di Jimenez. Vedremo ora Texido contro Traval. Scatenato Molli. Primo richiamo ufficiale anche per Traval, non ho capito. Normalmente se ti muovi prima comunque non è un warning come quello che si è preso adesso, è un'altra cosa, non si è capito. Si è preso avanti. Nel senso che il richiamo in caso di anticipo di movimento non dovrebbe poi andare a comportare altro. Parte Gerard Texido, questa volta contro Traval, però adesso power play, superiorità numerica per Braganze, ed entra anche Michens a velocizzare l'azione. Vediamo Michens adesso a manovrare pallina con Cocco, ancora Jimenez, Cocco prova a vedere il piazzamento dei suoi, classica la difesa a tre della squadra che difende con il triangolo con il vertice alto. Tonci De Oro per Valdagno. Non è impeccabile qui la punizione di prima di Gerard Texido. Tonci De Oro rischia lì davanti. Attenzione Payares, alla meglio Cocco, c'è naturalmente sempre vantaggio numerico, 4 contro 3. Non ho segnato il momento del cartellino blu a Dario Jimenez. Ancora Cocco, prova lui, Texido ci prova col casco qui Guillem Trabal.
Daglio che deve stringere i denti, ancora Trabal sul tentativo di Cocco. Bisogna uscire perché non è più come lo scorso anno, ci sono le regole dei secondi. Riesce a venirne fuori Valdagno, Tonci De Oro a fare un po' il funambolo, tunnel ai danni di Eloy Michans che poi complice la balaustra riconquista pallina per Breganze. Non sufficientemente veloce però la manovra di Breganze per impensierire Valdagno in questa parte di power play. Ci prova adesso, ma ancora guantone proprio di Trabal, troppo lento forse in questa fase. Gira bene pallina, sta affilata di Mattia Cocco che va fuori di pochi centimetri, tunnel di Cocco e poi manca pallina. Pattino probabilmente in area di Cocco che poi si era ritrovato tu per tu contro Bale, ma che aveva parato anche questa conclusione. È stato Centeno, rientrato il quarto uomo, Dario Jimenez, retroporta, vediamo un po', esce fuori adesso Jimenez, cerca il volo, probabile assist qui per il Tonci. Poi il tentativo di rasoiata bassa lì di Andrea Centeno non va. Infatti non velocissima l'azione breganzese nel 4 contro 3, anche se è riuscito ad andare almeno 4 o 5 tentativi al tiro. Azione Lucas Martinez, c'è fallo di squadra per la bastonata lì di Martinez cercando di recuperare palla. 7-5 la situazione falli, ne ha 7 Valdagno, 5 Breganze. Partita che comunque dà sempre la sensazione che da un momento all'altro potrebbe completamente cambiare. Vabbè, assolutamente, poi i derby fanno storia a parte, qui non c'entra niente le posizioni in classifica, terzi, quarti, qui è tutto legato. Come capita sovente, non si vedono belle partite, qui finora abbiamo visto veramente una bella partita. Normalmente sono gli episodi poi a decidere e finora sono rigori e punizioni di prima a fare un po' la differenza. Valdagno che comunque gestisce l'1-1 con Breganze. A tu per tu lì con Bruno Sgaria che è velocissimo a chiudere sul primo palo, ma Valdagno ricomincia come nel primo tempo a pressare alto. Jimenez ruba palla qui su Lucas Martinez. Che riparte a una mano qui Jimenez, ancora Centeno largo, Marc Payares. Vediamo se questo schema retroporta cerca buona l'idea, 3 contro 3, vediamo un po'. Michans ancora lì col guantone, Tonci De Oro subito dall'altra parte, vede Jimenez che la mette lì, miracolo Sgaria, attenzione. Sgaria ha fatto miracolissimo lì davanti, tutto solo, ha alzato il guanto, le ha tolta praticamente un gol fatto. Messa lì, parata istintiva, tiro era centrale in effetti, ma lì risposta d'istinto del estremo difensore rossonero. Buona l'idea anche l'assist, quel giro retroporta lì è uno schema ricorrente nella formazione valdagnese. Jimenez e Tonci davanti, Centeno e Payares dietro. Comunque da notare come entrambe le formazioni, entrambi gli allenatori abbiano preparato questa partita nella maniera più minuziosa possibile. Sì, entrambi hanno molte opzioni, come dicevamo all'inizio. Vanzo adesso ha deciso di ripartire con alta velocità, high speed in questo inizio secondo tempo. È costato subito una superiorità numerica, finora lo schema sembra di quelli buoni, ancora il tentativo, la butta un po' via qui Centeno. Sarà liberato bene Michans nel triangolo della squadra di Diego Mir, poi Valdagno che tenta di ripartire in contropiede, palla troppo lunga e Breganze che ritorna in possesso di palla, taglio di ancora Texido, nulla da fare, pallina che può essere recuperata da Jimenez. Ancora Traballa a uscire con la sua XL,
ha un piccolo vantaggio sulla distanza con la quale riesce a colpire la pallina l'estremo difensore. La girata del Tonci non trova il 7. C'è un warning a Tonci De Oro. È il primo fortunatamente per il Toncito. Valdagno che continua a tenersi a uomo, sta spendendo molto la formazione di Franco Vanza in questo inizio di secondo tempo. 17:51 da giocare, sempre 1-1 tra Valdagno e Breganze, anche se lì è cambiato qualcosa sul tabellone, sembriamo più una squadra cecoslovacca adesso lì. Vabbè. Riparte ancora Breganze, Michans, il contrasto è da solo Eloy Michans, media Pagliares, meno male, un po' dimenticato dalla difesa valdagnese lì il catalano. Martinez per Michans, Lugo Baleustra per Texido però viene anticipato molto bene Jimenez che si prende pallina in contropiede, 2 contro 1, attenzione De Oro! La mette! Che azione in velocità! Il Toncito sull'assist di Dario Jimenez. Valdagno avanti 2-1, 17:10 ancora da giocare. Vabbè. È lunga, bel gol però valdagnese. In contropiede l'azione del Valdagno che porta il risultato sul 2-1, 17 minuti 10 secondi alla fine del secondo tempo. 8 i falli di squadra di Valdagno, 5 di Breganze. Ora Breganze sicuramente dovrà accelerare i tempi per andare a recuperare il risultato, vedremo che cosa accadrà subito dentro anche l'ex Viareggino. C'è Samuele Muglia in campo con il numero 9 rossonero. Bella azione valdagnese in velocità. Attenzione, ci sarà un altro cartellino blu. Vabbè, allora ce l'ha con noi. Ed è un cartellino blu per De Oro, questa volta sul secondo richiamo anche Trabal. Adesso si alza. Palalido che rumoreggia qui. Un altro cartellino blu. E Valdagno anche caricato di 9 falli di squadra. Qui vedi, le partite cambiano anche per questi episodi. Il cartellino blu è stato dato per una ammonizione, poi è gioco fermo, quindi... Attenzione perché c'è subito la rete di Cocco per il pareggio del Breganze. Palla che entra. L'arbitro era, noi non l'abbiamo vista, ma era sulla linea. L'ha vista Moli, che era dall'altra parte. Pallina che è entrata, non ha avuto dubbi il Viareggino. Luca Molli, situazione di parità, il gol di Capitan Cocco, quindi gol dell'ex. E che ex, come direbbe il grande capo. Quindi risultato che rimane sempre lì al segnare di uno insegue l'altro. Attenzione, l'altro schiaccia di Jimenez, che rete. Mamma mia, il numero del maghetto di Mendoza. E qua quando fa ste cose attenzione lì anche al gesto, perché 3-2 quindi il risultato qui al Palalido di Valdagno dopo la rete di De Oro all'ottavo. Subito Cocco per il 2-2. 3-2 adesso di Jimenez, ma attenzione Valdagno con 9 falli di squadra. Breganze che deve ricominciare. Qua derby delle nevi che si accende. Valdagno avanti 3-2 sulla magia di Dario Jimenez.
che poi saluta col ciuccio perché qua ci sono grosse novità, i complimenti, le felicitazioni da parte nostra per i nuovi arrivi in casa Gimenez. Vediamo un po', galvanizzato il Mendonsino, ancora lui, grande assist Tatarani, ci prova, domestica Sgaria che poi ha qualcosa da dire ai suoi, si è girato bene qui Tata, attenzione, fallo di squadra fischiato al Breganze. Valdagno sempre con la spada di Damocle del nono fallo, luce rossa, foxtrot accesa lì. Sgaria adesso in pista per la squadra di Diego Mir, tentare di dare velocità. Quindi due Sgaria in campo. C'è anche Guido Sgaria, allora il numero 4 della formazione rossonera, quindi forze fresche per Diego Mir che adesso butta tutti nella mischia. Intanto le tifoserie a sostenere la formazione, le reciproche formazioni, le brigate, tutta la curva sud, il Palalido qui a sostenere Valdagno, dall'altra parte intanto Braganza che riparte in contropiede, Martinez botta, risposta ancora di Trabal. Vediamo un po', deve fare attenzione, sta forzando ovviamente Braganza alla ricerca del 10° fallo o di qualche altro cartellino. Questa sera qua ne volano, che è una meraviglia. Ancora Sgaria, Guido Sgaria però il numero 4, ancora lui, attenzione, brutta botta qui. È volato un blu per molto meno. Pagliares a terra su colpo di Mattia Cocco, vediamo il conciliabolo tra i due arbitri. Settimo fallo Breganze. (14:33) alla fine di questo derby delle nevi che si è infiammato in questo secondo tempo, con Valdagno avanti, recuperato, quindi avanti ancora, ma 14 minuti e 20 secondi da vivere tutti in diretta qui al Palalido. È gran partita stasera, meno male che siamo in due, Ivo, sennò a quest'ora avevo già finito la voce perché emozioni tante. Ancora il Tata, prova, lo ferma stecca lunga del Cocco, niente da fare. Poi c'è un mezzo pasticcio lì di Texido che poi rimedia. Scusa, era Lucas Martinez, Texido è in panchina. Samuele Muglia largo per Capitan Cocco che prova ad accentrarsi, la mette lì. Non ha fatto Trabal, la pallina era già sotto il gambale, con il braccio è riuscito ad andarla a prenderla. Incredibile lì. Ancora Gimenez, perde palla, deve recuperarla Darione. Martinez prova a forzare, tiro centrale nella ribattuta, non ci riesce, Muglia ancora alza e schiaccia, niente da fare. Intercetta il Tata, Gimenez, vede Centeno, ha cercato l'angolo più difficile, copre col casco lì Sgaria, adesso chiamato anche lui a dare il meglio. 13:15 alla fine, Valdagno avanti 3-2 in questo derby delle nevi. Time out Valdagno, tutte le lucette accese lì sulla colonnina lato bianco-azzurro. Vediamo un po', 12 secondi per andare al tiro per la formazione di Franco Avanzo. Il Tatarema, un'altra invenzione, va che assist fuori Gimenez, Massimo grande Tatarani. gol del Tata. Grande assist a liberare Massimo Tatarani davanti a Bruno Sgaria, che questa volta veramente non può nulla. Tatarani da rapinatore dare, si è fatto trovare il momento giusto nel posto giusto. Assolutamente incolpevole qui Sgaria, la pallina è uscita alle sue spalle, è arrivata dritta sulla stecca di Tatarani che l'aveva spalancata.
due numeri veramente da magia di Dario Jimenez. Scatenato stasera il mendosino. È il maghetto di Mendoza, quello che chiamo io. Gli ho chiesto il permesso prima, chiaramente. Di 12 minuti e 53 secondi alla fine di questo secondo tempo qui al Pallalido di Valdagno, 4-2 adesso il risultato per il Valdagno dopo le reti nel secondo tempo. Portare in vantaggio il Valdagno all'8° minuto De Oro, quindi subito pareggio di Coco, ma Jimenez al nono, Tatarani al 13° a mettere la doppia distanza con il Braganza che però potrebbe sfruttare il 10° fallo di squadra e quindi assolutamente in partita. Poi sappiamo che nell'hockey in pista 12 minuti e 53 secondi è praticamente come ricominciare da zero. Ma dai, non cominciamo a raccontarci parla qua, mamma mia, qui gli entra ma se cominciamo così tra balcone e guantone, come dire, guarda qua, tengo alta la manina come mi hanno insegnato a scuola, alla scuola di portieri della porteria qui dei Guillem Trabal. Va per le terre Samuele Muglia, attenzione, ancora Muglia, prova a girarsi, palla che resta a Valdagno, riparte Jimenez. E qui non pensiate di poter dormire sonni tranquilli, 12:42, 4-2, partita è come fossimo 0-0 con 25 minuti, anche perché adesso i ritmi aumenteranno sicuramente e penso che Mir butterà nella mischia un po' tutti, anche Dalla Valle e compagni. Valdagno ha 9 falli, vediamo come li gestisce, dovrà ovviamente gestirli affidandosi a Guillem Trabal. Ha provato ancora, perché si sono completamente dimenticati lì a un certo punto di Jimenez. È riuscito a provare anche un mezzo alzo e schiaccia lì basso, ancora Dario dentro, riparte Muglia, Samuele Muglia spalla contro spalla con Jimenez che gliela porta via. Ancora e 8° fallo di squadra del Braganza. E questo l'ha un po' costretto al fallo Jimenez. 8° fallo Braganze, 8. Valdagno che riparte, Valdagno che se non altro può gestire con un filo più di calma la pallina, ma 11:37 da giocare, è un'eternità. Attenzione qua Muglia su Samuel Amato, prova Muglia, si rifà sotto lì l'altro ragazzone di Mendoza al momento del tiro, un po' lenta nell'ultimo tocco. Stava arrivando, mi pareva Martinez, poteva fare un taglio, non è riuscito a darlo fuori lì, ci ha messo lo steccone. Tanto pronto al cancelletto per Diego Mir, ancora Teixido a cercare di dare velocità alla manovra. Intanto vediamo un po' il Tonci se riesce a contrastare Martinez, c'è la caviglia di Molli lì in mezzo, attenzione, ancora Pajares, subito per Tonci De Oro, la bomba non va, ancora il Tata cerca una finta, anche lui retroporta Tonci De Oro, c'è un altro fallo di squadra, eccolo lì, 9-9, pareggio anche lì, pareggio nei falli di squadra. D'altra parte bisognava andare a forzare, ci si carica di falli di squadra, c'è poco da fare, era fisiologico il fatto che avrebbe costretto Braganze a forzare sulla situazione falli. Adesso vediamo un po', perché tutti e due staranno molto attenti per il 10°. Vediamo già i due fari rossi accesi, le panchine. Intanto Valdagno che continua a proseguire con il possesso di palline, Braganza che non riesce ad andare a recuperare in maniera efficace palline per tentare di gestirla in attacco. Adesso ci prova ancora Martinez. Che bella pattinata, incrocia il passo Lucas Martinez, cerca l'accelerazione, è rientrato Gerard Teixido. Il folletto Teixido per cercare di dare un po' di velocità. Martinez adesso rimane in piedi, si andava giù, era 10°, vantaggio per lui, e adesso 10° fallo, vabbè. Vediamo chi si incaricherà della battuta. Ci prova Martinez, che tra parentesi ce l'ho il Fanta Hockey, quindi sarebbe opportuno
io faccio altri gesti in diretta, non si vedono, va bene così. Ma dall'altra parte ho anche Tatarani ed è oro, però se mi sbaglia anche lui vado a meno 3. Vediamo un po' qui. Quindi proviamo con Gimenez contro Trabal. 9 minuti 54 secondi della fine. Martinez, Gimenez ce l'ho io il fantahockey e fa le magie di qua. Attenzione Martinez. Si prova Martinez contro Trabal. Martinez troppo sotto Trabal. Nulla da fare, 10° fallo sprecato, risultato che non cambia, Valdagno avanti 4-2. Ma lì Trabal l'ha giocata veramente bene, è stato un po' indeciso Martinez sul da farsi a un certo punto, lì c'è bella presenza lì davanti. Attenzione ancora, prova la botta Dal Santo, sempre Lucas Martinez, pallina che rientra. Muglia finisce a terra sulla ribattuta su fallo secondo l'arbitro di Tonci De Oro, che ha qualcosa da dire anche su Muglia. Ovviamente siamo in un derby, 9 minuti e 38, 4-2. Siamo in area, se mi tocchi vado giù, funziona così. Michans. Se poi l'arbitro è lì a 2 passi, che vabbè. Non per essere ripetitivo, ma se sbaglia anche lui stasera perdo il primato. Non la commentiamo. Eloy Michans contro Guillaume Trabal, vediamo un po'. Tutto pronto, alza il braccio Moresco, la palla che la parata ancora di Guillaume Trabal, stasera il fantahockey ti butta malissimo io. Braganza che resta in possesso comunque di palline, ma 2 occasioni sprecate nell'arco di 1 minuto. Vediamo un po' perché c'è l'opportunità, c'è il Texido contro il Tata, Daglio che sta pressando adesso. Qui brutto fallo, attenzione, vediamo un po', non si fanno ste cose, vediamo un po'. No, però eri lì a 2 passi, non puoi non averlo visto. Se non l'ha visto, non l'ha visto. Se l'arbitro non fischia il fallo non c'è. Bosco. E io siccome non sono fazioso, come invece vorrebbe questo qua, questo numero 8 che mi vuole più fazioso. Forza Massimo, dai che andiamo noi, allora ci prova ancora il Tonci. Ancora Tatarani dentro, gran palla, Amato, mamma. E lì ci si divora un gol Valdagno, Occhio. Texido, Muglia. Deve scaricare, ancora Michans, prova lui, recupera con calma Amato. Tonci De Oro, posizione centrale per Guillaume Trabal, 8:28 da giocare, Valdagno avanti 4-2 con l'opportunità del 10°, vediamo un po'. Sono minuti che sono trascorsi in maniera, come possiamo definirla, kafkiana, qui il tempo non passa mai per queste cose. E non è che a Valdagno c'è un altro fuso orario, siamo sempre, non è come essere in Colombia. Attenzione, 11° fallo Valdagno. Un saludo attraverso a nuestros amigos que nos siguen de Colombia. Colombia. Esta tarde por la primera vez. Por studio7hd.com, un abrazo de Valdagno portado a los aficionados de hockey sobre patines, que en Colombia es... Esperamos que estáis disfrutando este espectáculo de este deporte. Porque el hockey sobre patines es un gran espectáculo también sin palabras, o si no comprende como hablamos en italiano. Volvemos a hablar italiano. Braganza quindi che torna in possesso di pallina con Cocco. Mamma mia, ancora lì, colpo di testa del numero 10 Guillaume Trabal, Muglia largo, Cocco, prova lui, perde palla su Tonci De Oro. Samuel Amato spazza l'area, subisce anche un colpo probabilmente, vediamo un po' qui. Attenzione perché perde una brutta palla, Michans 2 contro 1, 3 anzi contro 2. E è dato al tiro Centeno. Non perde la calma, invece sgaria in porta, la botta ancora lì, si incazza un po' lì, scusate, si arrabbia un po' Trabal per come stanno gestendo qui la fase difensiva i suoi. Ancora Eloy Michans largo, Amato su di lui,
E riesce a togliere palline. Stecca lunga del difensore nazionale numero 2 Samuelone Amato, Mendonsino anche lui. Questa invece è la scuola materana, ricordiamo quest'anno 2019 Matera capitale europea della cultura. Sa che anche l'hockey di Matera abbia, attenzione ancora Amato, doppio errore, Michans ci prova, poi la mette dietro, improbabile qui, e può aprire il contropiede Centeno, è da solo 1 contro 1, gran palla Sgari ancora. Sgaria che cosa non ha fatto qui nell'1 contro 1? Sì, non ho capito, Cocco fermo dall'altra parte con l'uomo che risale di qua. Una scelta di andare sulla fiducia su Bruno Sgaria. Ancora il Tonci, si gira, altra palla, Amato prova ancora lui, adesso Valdagno che sta premendo, 5:50 da giocare, 4-2 col decimo. Io comincerei a fare un po' di possesso palla, anche se Valdagno che vuole proprio chiuderla del tutto la partita cercando la quinta rete. Attenzione in centro, Sgaria fa tutto lui, ma si sta un po', adesso deve andare a giocare. Attenzione, il decimo fallo d'altra parte va bene così, deve andare a giocare 1 contro 1 Breganze. Vediamo un po', entra Dario Jimenez per la punizione di prima. 5:29 da giocare, 4-2 Valdagno in questo derby delle nevi, vediamo un po'. Comunque partita che si è veramente accesa in questa seconda parte, in questo secondo tempo. La miccia era cominciata lì negli ultimi 40 secondi del primo. E poi è continuata nel secondo. Adesso Jimenez può mettere un sigillo pesantissimo. Vediamo un po'. Prova a dare Jimenez. Parte lui. La mette lì, mamma mia. Che palla sotto la traversa. Anche qui Sgari aveva fatto tutto bene. Ancora il maghetto di Mendoza. Ancora lui. Doppietta per Darione Jimenez. 5:26 quindi da giocare qui al palladino di Valdagno. Valdagno 5, Breganze 2, rete sulla punizione di prima di Dario Jimenez. E qui vedi è sempre la solita questione di opportunità. Tu la sbagli, Valdagno la caccia dentro, va avanti 5-2. Un altro fallo di squadra, attenzione, 13° fallo Valdagno, Occio. 5:17 ancora da giocare. Capitan Cocco dentro, manatona lì di guantonata ancora di Guillem Trabal. Però bello il tiro ancora di Cocco, va fuori di pochissimo. Samuele Muglia, gran minutaggio per lui in questa partita, in questo derby. Sei d'accordo, Ivo? Assolutamente sì, Muglia comunque è un giocatore che sta facendo molto bene, come dicevo all'inizio di questa stagione qui a Breganze, quindi un giocatore che sicuramente sarà importante anche in chiave playoff e in chiave. Sta ragionando, attenzione, pericolosissima lì l'azione, Centeno in velocità a ripartire. Ancora derby che è partito comunque subito a 100 all'ora. Sì, qui anche perché dicevamo in pratica c'è in palio il terzo posto tra le due formazioni. Chi vince va terza, chi vince Valdagno mantiene la posizione, se vince Breganze scavalca Valdagno e si trova in terza posizione, quindi sono le parti. Dall'altra parte secondo me due portieri incredibili questa sera, da una parte e dall'altra abbiamo visto cose spettacolari. Sei d'accordo, Domenico? Assolutamente sì, Ivo, due grandi estremi difensori, ma voglio sottolineare il ritorno al gol con estrema convinzione del Tata e una partita, perdono in maiuscola, di quel numero 6 lì col taglio da strafigo lì. Il Mendonsino. Del Mendonsino Dario Jimenez. Stasera, tra l'altro, da sottolineare il fatto che le opportunità, quando le hai devi riuscire a realizzarle, allora vinci le partite. Perché Valdagno, 2 punizioni di prima, il rigore, se non riesci a cacciare dentro quelle lì, come è stato nelle
nei primi minuti da una parte e dall'altra, poi rischi sempre di pagarle molto care. E comunque 5-2 la partita non è terminata, 4-41. Dario Jimenez ruba palla su Dal Santo, poi ci prova lui sotto le gambe. Attenzione al rigore, Jimenez scatenato questa sera. Il neopapà qui stasera vuole dare dimostrazione di arte hockeyistica. Secondo me premio del migliore in campo per il numero 6 valdagnese. Ci prova il Tata contro Bruno Sgaria. Tu ce l'hai nel fantasma. Attenzione a Tataranni, doppia occasione, niente da fare questa volta Bruno Sgaria, e allora segna una rete, me ne sbaglia una, al Fantahockey rimango a 0. Accidenti. Vabbè, grande numero ancora di Bruno Sgaria, aveva messa bene il Tata. Però Valdagno adesso prova ad addormentarla. 4:14 da giocare. Ultimi 4 minuti di questo derby. Deve aumentare, sta aumentando la velocità proprio Valdagno, va a Centeno. Naturalmente adesso deve correre qualche rischio in più. Gioca da ultimo uomo Dario Jimenez. Corre qualche rischio in più il Braganza, che è costretto a inseguire pallina. Però qui non pressano. Strano questa cosa, ma non pressano. Non ho capito. Recupera palla in ogni caso Capitan Coco. Largo per Lucas Martinez, tocca la pallina, poi Jimenez riprende ancora attenzione, mantiene palla e fa bene Jimenez. 3:26 al termine. Payeres va 1 contro 1, si prova a liberare una bordata lì su Sgaria, se l'è trovato lì davanti Bruno, si è aperto un corridoio per Marc Payeres. Ancora Dario Jimenez, retroporta con Massimo Tataranni. Riparte André Centeno. Centeno per Jimenez, non sta pressando molto adesso Braganza. Non sembrano convinti i giocatori di Diego Mir andare a recuperare il risultato. Secondo me un po' la chiave è stata quel doppio errore, decimo fallo e rigore, quando Braganza poteva farsi sotto sul 4-2. È la questione, diciamo, prima delle opportunità. Purtroppo qui nell'hockey le paghi tantissimo. Se poi ti ritrovi personaggi così che riescono a inventare letteralmente delle cose, perché il gol del Tata è un assist è stato un assist veramente incredibile di Jimenez. 2:23 alla fine. Viene chiamato anche il time out dal Braganza. Mir vuole gestire al meglio questi ultimi 2 minuti e 23 secondi alla fine di questo secondo tempo entusiasmante derby delle nevi tra Valdagno e Braganza. Valdagno che è in avanti 5-2 con un super Dario Jimenez, tripletta personale per lui questa sera. Ricordiamo anche quella che era la classifica dopo la 17ª giornata, con il Lodi sempre in testa con 40 punti, segue Forte dei Marmi 36, Valdagno 33, Braganza 31, Viareggio Follonica 28, Sarzana 26, quindi Trissino 23, Monza 23, Scandiano 18, Vercelli 14, Bassano 9, Tiene 6 e Sandrigo con 3 punti chiude la classifica. Questa sera il Valdagno, se dovesse acquistare questi 3 punti, farebbe un bel balzo in avanti alla ricerca della seconda posizione. Braganza invece potrebbe essere raggiunto dal Viareggio, anche se bisogna dire che a favore del Braganza c'è da dire questo: tutti i big match nel girone di ritorno li ha al Palaferrarin, quindi contro Lodi, contro Forte dei Marmi, e questo sicuramente è un grande vantaggio. Tatticamente giocherà sicuramente a favore della formazione rosso-nera. Bomba, mamma mia, la bomba di Martinez mette KO il Tata. Attenzione Valdagno che è già ripartito. Dario Jimenez cerca Centeno, non trovano il gol. In vantaggio Payeres, massima calma Marc Tataranni dall'altra parte, prova subito ancora un altro miracolo di Sgaria a tenere lì i suoi.
Lucas Martinez accelera, bravo, qui poi Centeno, esperienza, intervento sulla pallina con calma senza commettere fallo per questo portoghese con passaporto angolano, nazionale angolano. Qui Jimenez va a rubare pallina, Tatarani contro Dal Santo, la finta, la traversa del Tata, gli nega il gol, la deviazione di Sgaria, poi ancora la traversa, ultimo minuto, ultimo giro di lancette per questo derby delle nevi numero 64. Pajares e Texido a scusarsi reciprocamente. Salta già la curva valdagnese, ma attenzione, ultimi 50 secondi. Marc Pajares la butta via, come direbbe qualcuno, la viva il parroco, ma se la diciamo. Attenzione qui Dal Santo, niente, ancora lì la muraglia arancione. Andrés Centeno non riesce a recuperare pallina, Capitan Cocco a gestire la palla intercettata da Dario Jimenez, che poi ne fa fuori due, fa ripartire Tatarani, attenzione, Tatarani che cerca la conclusione, ancora Sgaria. Questa volta ci mette la stecca lì Sgaria e Centeno va giù, 17 secondi, rigore per Valdagno e ci prova lui ancora. Vabbè, il rigore c'era però adesso. Spero solo che il secondo in classifica nel mio fantacalcio non abbia Jimenez. Altrimenti stasera la vedo dura, perché vediamo finita. un po', ha già la tripletta in mano. Opportunità per il poker per Dario Jimenez contro Bruno Sgaria. La mette lì, bravissimo ancora Sgaria col gambale, tiene palla Jimenez, non è finita, Centeno. Tentativo di raddoppio palla fuori, vediamo Centeno se li porta un po' a spasso. Finisce qui la partita, un gran bel derby delle nevi. Valdagno la porta a casa 5-2. Ivo, abbiamo visto veramente una bella partita. Sì, assolutamente sì, un bel derby, nel primo tempo tiratissimo, poi nell'ultimo minuto si è sbloccato, secondo tempo avanti Valdagno, Braganza ha avuto quel break nel quale poteva farsi sotto, non gli è riuscito, pazienza, due giocatori non al top della forma, Braganza comunque ha fatto la sua figura, la sua partita e i 3 punti vanno giustamente, assolutamente in maniera meritata al Valdagno. E prima di finire un saludo otra vez a todos los amigos que nos han seguido desde Colombia. Espero había disfrutado de este partido del Braganza contra el Valdagno. Spero che hanno divertito todos. E quindi Domenico, che dire, la prossima partita per Valdagno sarà Forte dei Marmi, mentre per il Valdagno e per il Braganza, scusate, arriva lo Scandiano. Intanto 3 punti in cassaforte per avvicinarsi a questa seconda posizione e indubbiamente Coppa Italia che si avvicina, Valdagno, Braganza che possono essere protagonisti. Un'altra sfida a breve, i primi di marzo, con la formazione rossonera di Diego Mir. Valdagno che ha saputo gestire e giocare da squadra per portare a casa questo difficile derby. 3 magie di Darione Jimenez. Dato un saluto anche a tutti quelli che stanno seguendo in diretta. È stato un Valdagno che ha lottato fino alla fine nel secondo tempo e ha portato a casa un importantissimo risultato che lo mantiene al terzo posto della classifica. Con le riprese di Marco Silvestri, la voce di Ivo Peretto, un saluto da Domenico Tomba in diretta qui dal Paladino di Valdagno. A presto, buenas tardes, buenas noches Colombia, ciao ciao, a presto, ciao, alla prossima.